Padova, dopo 3 sconfitte dei biancoscudati, prima della partita con la Pistoiese, ha voluto sottolineare i suoi scongiuri alla mala sorte. Un super corno con i colori patavini, nessuna allusione al presidente Pilotto, commerciante di bestiame in quel di Tombola. A proposito, pare proprio che Tonino Pilotto, dopo il terzo allenatore, passi la mano. È pronto Marino Pugina, della Despar, capocordata di un gruppo di imprenditori convinti che Padova, grande provincia, meriti grande squadra. Tornando alla scaramanzia, pare proprio che abbia portato bene ai biancoscudati. Dopo un paio di palle gol sprecate nel primo tempo, ecco che al 15° del secondo il numero 10 Marchetti tira una castagna che lascia senza parole il portiere della Pistoiese di Stazzoni. Le immagini sono scrossate, ma è l'1-0. Dopo 3 batoste nelle 3 precedenti partite, il Padova rivede la vittoria dunque. Bisogna dire che la Pistoiese non è stata una squadra priva di nervo, soprattutto nel secondo tempo ha costituito un concreto pericolo per la squadra allenata da Gennaro Rambone, il nuovo arrivo alla corte di Pilotto. Rambone o non Rambone, Pilotto o non Pilotto, i biancoscudati da oggi aggiungono in classifica, anche se nelle parti basse, altri 2 punti e sono ora a quota 23, che non bastano certo per la sicurezza in Serie B. Però sono contento perché i ragazzi hanno veramente dato tutto, hanno sopperito a queste manchevolezze diciamo, di tenuta e anche tattica, con il cuore e con il sudore. Quando parliamo di cuore, lei deve essere forte di cuore, perché lei deve aver fumato un paio di pacchetti di sigarette. E con le coronarie come sta? Ma io sono abituato, a me mi chiamano proprio il pompiere, mi chiamano proprio per spegnere i pozzi infiammati. È una vita che faccio questo, pazienza, continuerò con la speranza di trovare sempre la forza per combattere, sono nato per combattere, eventualmente non ce la farò più, allora cambieremo mestiere. Siete Rambone, i tifosi del Padova si chiedono una cosa: questa squadra bianco-scudata riuscirà a rimanere in Serie B? Ma io sono venuto qui a Padova convintissimo di raggiungere questo obiettivo e questa fiducia e questa certezza me l'hanno data e me la danno i giocatori che compongono la rosa del Padova. Certamente attualmente manca qualcuno, c'è qualcuno che non è in condizione perfetta, però mi auguro al più presto, lavorando, facendo tanti sacrifici, di ripresentare una formazione ancora più equilibrata e con una maggiore tenuta. Degli arbitri di solito non si parla, anche perché ci sono le scomuniche della commissione giudicante. Dell'arbitro di oggi che cosa ha da dire comunque? Ma io generalmente non parlo mai degli arbitri, perché gli arbitri sono dei mortali come noi, attraversano dei periodi brutti e dei periodi buoni, c'è sempre lo sbaglio, bisogna accettare, però a lungo andare c'è una legge di compensazione, una squadra che merita la salvezza, che merita qualcosa in più, senz'altro raggiunge questo obiettivo.